Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Rieccoci, ben ritrovati nell'appuntamento con l'oroscopo del giorno, martedì 28 dicembre. Noi siamo pronti ad immergerci con energia tra i 12 segni accompagnati dalle stelle di Radio.0. E allora iniziamo subito e partiamo proprio dall'Ariete. Piuttosto che desiderare di essere accontentati, fate in modo voi stessi di rendere più felice il partner in ogni circostanza si presenti alla fin fine. Lanciare il sasso e nascondere la mano non è un atteggiamento adeguato, ricordatelo, assumetevi piuttosto la responsabilità. Toro, l'organizzazione meticolosa e precisa è tutto nella vita, specialmente se non volete perdite di tempo, di energia e perché no, anche di denaro. Il mese volge al termine, perciò cominciate a fare un piccolo bilancio per non avere poi nel nuovo anno brutte sorprese. Gemelli, con l'appoggio della luna eviterete di scendere a compromessi e farete valere anche la vostra voce senza tentennamenti, gli altri poi vi ascolteranno volentieri. L'equilibrio tra lavoro e famiglia è già buono e ciò vi permette anche di ritagliarvi qualche momento per voi stessi. Cancro, a causa della quadratura lunare il nervosismo potrebbe farla da padrone, anche se dovete studiare o lavorare prendetevi comunque delle pause che sono poi necessarie. All'interno della coppia c'è qualche punta di gelosia, ma prima di arrivare a conclusioni affrettate, pensateci bene. Leone, guadagnatevi un po' di ammirazione extra con il vostro tempismo perfetto, poi però non vantatevi troppo con i colleghi o gli amici. Anche se la fine dell'anno è molto vicina, non vi sentite stanchi, continuate a dare il massimo. Vergine, piccoli conti da saldare prima della fine di dicembre, ma nulla di preoccupante però. Ogni promessa è debito e voi con precisione mantenete sempre la vostra parola. Mantenete però anche il controllo, nonostante vi possiate trovare a dover gestire contemporaneamente più situazioni, un po' di difficoltà anche per voi. Bilancia, la giornata risulta piena e stressante per via della disarmonia lunare con Mercurio, Venere e Plutone oggi. Per fortuna però c'è Giove che vi sorride sempre apertamente. Non è facile accontentare tutti, lo sappiamo, voi ci provate, ma il risultato a volte non sembra essere così soddisfacente come lo avevate immaginato. Scorpione, state giocando un po' a ribasso in questi ultimi giorni e complice forse anche la stanchezza, il vostro rendimento non è proprio al 100%, poco male però per una volta. Non sprecate troppe opportunità dall'altra parte, ci potrebbe infatti essere il rischio di avere qualche rimpianto nella sfera emotiva. Sagittario, mettete le ali alle vostre idee creative, grazie alla luna nell'elegante bilancia, con un tocco di originalità tutto diventa molto meno noioso. Saprete esattamente come e dove agire, seguite l'istinto, adattatevi mano a mano alle situazioni. Capricorno, in più di un'occasione potreste comportarvi con troppa autorevolezza per colpa dei litigi tra Luna e Plutone, cercate però di controllarvi. Venere infatti vi richiama all'ordine e alla correttezza, se non siete sicuri dei vostri sentimenti parlatene pure con franchezza. Acquario, anche se potreste aver bisogno di un sostegno, la Luna, in perfetta consonanza con Giove, vi aiuterà ad accettarlo senza borbottare. Molto più corretto, infatti, ringraziare. Prendete la palla al balzo, da cosa nasce cosa, e perché no, magari avrete pure un pizzico di fortuna questa volta. E chiudiamo infine con i pesci. Sebbene abbiate qualche grattacapo, vi concentrate al meglio per seguire le indicazioni della vostra metà, mentre vi dedicate insieme anche alle incombenze domestiche. Non volete di certo fare brutte figure, perciò date il massimo anche se alla sera, che stanchezza! Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, noi ci ritroviamo domani con tutte le ultime novità, intanto vi auguriamo una giornata piena di energia e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0